La lunga estate della siccità e delle virosi con Padova, che ha visto un record di contagi da West Nile con 380 casi, 29 registrati tra donatori di sangue. Tra questi malati, 82 sono quelli curati nei reparti dell'azienda ospedaliera di Padova. 8 di questi pazienti sono ancora ricoverati tutti in terapia intensiva o semi-intensiva. Pazienti impegnativi, affetti da paralisi anche gravi, che hanno risposto in modo lento alle cure, ha spiegato Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda sanitaria. L'età media complessiva dei pazienti, tra questi 6 sono stati decessi, è stata di 62 anni. Tra i 34 pazienti trattati in ambulatorio, il più giovane ha solo 17 anni, il più anziano 77. Il peggio è alle spalle, spiegano i sanitari, che adesso fanno i conti con un leggero rialzo dei contagi da Covid ampiamente previsto dato il periodo. Abbiamo questo rialzo del Covid, peraltro previsto, possiamo dire, no? Siamo nella fase autunnale. Al Covid nei mesi scorsi, settimane scorse o mesi scorsi si sono aggiunte queste virosi, West Nile, piuttosto che il virus del vaiolo delle scimmie, piuttosto che il virus toscana, che stanno andando, come dire, a terminare per fortuna la loro azione.